realizza lo sviluppo, soprattutto nel ponente ligure, della cosiddetta floricoltura moderna, soprattutto a seguito dell'inaugurazione nel 1872 del tratto ferroviario Genova-Ventimiglia, che facilitava enormemente il trasporto dei fiori anche sui mercati internazionali, mentre prima il mercato dei fiori era piuttosto locale, con le cosiddette mazzerie, dove venivano preparati i mazzetti di fiori da vendere a distribuzione locale. Ecco, su questa scia nascono, dicevo, i giardini botanici e gli orti botanici, che diventano dei veri e propri laboratori a cielo aperto, dei centri di sperimentazione, di acclimatazione per la coltivazione delle piante esotiche. Pensiamo all'introduzione delle palme in Liguria, ma anche per la sperimentazione di nuove tecniche di coltivazione di fiori e di piante. Qua ho riportato tra i più celebri giardini botanici del Ponente Ligure, i giardini Embury, che non hanno bisogno di presentazione, i giardini Winter, che furono creati da Ludwig Winter, che era un giardiniere e paesaggista tedesco che portò le palme proprio nel Ponente Ligure, e poi i giardini Moreno, di cui oggi non sopravvive pressoché nulla se non il ricordo all'interno dei cosiddetti giardini Monet di Bordighera, proprio perché erano celebri ai tempi non solo per la coltivazione di piante esotiche rare, ma perché ispirarono la fantasia di molti artisti, tra i quali lo stesso Monet. Ma dicevo, fu un contesto anche dal punto di vista scientifico molto vivace, e infatti possiamo considerare il manoscritto Selva Botanica in dialogo idealmente con le ricerche e le scoperte del tempo in campo naturalistico, mostrando così come anche nei contesti religiosi ci fosse, come accennavamo prima, questo movimento, questo fermento di ricerca anche in ambiti che esulavano un po' l'aspetto prettamente religioso. Tra i personaggi che vissero e operarono in Liguria nel XIX secolo possiamo ricordarne due tra tutti. Uno è Federico del Pino, chiavarese, che è considerato il padre della biologia vegetale moderna, e l'altro è Clarence Bicknell, che invece è pastore anglicano, che si trasferì a Bordighera e lì passò buona parte della sua vita studiando la flora ligure, specialmente sulle Alpi, facendo anche interessanti scoperte, tra cui la riscoperta, potremmo dire, di un'orchidea molto rara, il Cypripedium calceolus, che era stata così osservata da un altro religioso, Ugo Maria Miceli, che era un micologo, un secolo prima, e poi era scomparsa. Ecco, lui attraverso le sue ricerche riuscì a identificare questa pianta. E dicevo, il tempo in cui vive Celesi è un tempo appunto in cui ci sono una serie di scoperte che vengono diffuse anche in ambienti più popolari, quindi anche il popolo può venire a conoscenza di queste opere, di queste scoperte, grazie alla stampa. Qua vediamo il frontespizio del manuale di biologia floristica, dove al centro vediamo Darwin in dialogo, diciamo, un po' con quelli che furono un po' i suoi collaboratori nel campo delle scoperte dell'evoluzione naturale. Vediamo in basso a sinistra Federico del Pino, proprio che collaborò con Darwin soprattutto per quanto riguarda il ruolo degli insetti nel loro rapporto con le piante, in particolare le formiche, proprio nel campo dell'evoluzione e della selezione naturale. Ecco, dicevo che il Celesio fu frate cappuccino, ma fu appassionato d'arte, e tra le sue passioni artistiche vi era la pirografia, che forse è l'arte in cui lui ottenne i risultati migliori. Ecco, in particolare oggi di questa sua arte rimangono le incisioni su legno, appunto con pirografia, nel convento dei frati di Genova IV, Nostra Signora degli Angeli. Nel coro si possono osservare queste scene a sfondo religioso, circondate da rappresentazioni della flora locale. Ecco, proprio da questo punto di vista una particolarità
del coro di Genova Quarta è quello di avere una serie di rappresentazioni dei conventi liguri, ovviamente quelli al tempo del Celesia, e ognuno di questi conventi è rappresentato circondato dalle varie piante che lui, in una guida artistica che pubblicò nel 1912, descrive con una certa minuzia sistematica. Ad esempio qui vediamo i conventi di Santa Margherita Ligure e di Sestri Ponente con le didascalie, con una parte delle didascalie con cui sono accompagnate nella guida artistica. Ecco, lì abbiamo rappresentato alcune delle piante, foglie e fiori di piante che lui rappresenta nelle sue pirografie riportate. Vediamo per esempio le foglie dell'elleboro, la Splenium tricomane, le foglie della passiflora e la Centaurea scabiosa. Tanto per fare alcuni esempi, ma poi ce ne sono ovviamente molte altre. Ma questo per dire che il Celesi era un attento osservatore della natura e quindi anche dell'ambiente, della vegetazione spontanea, ma nella sua arte riflette quello che da sempre è la caratteristica dei conventi francescani, quindi di essere immersi nell'ambiente naturale. Ecco, dicevo, Padre Vincenzo fu un botanico, fu un appassionato di scienze naturali. Ovviamente la sua formazione non era una formazione accademica, ma era diciamo, un'innata curiosità che gli veniva dal saper ascoltare e osservare con attenzione le persone e la natura. Ecco, una innata curiosità che però era supportata anche dalla sua grande intelligenza e quindi dalla lettura di opere fondamentali di botanica che erano presenti nelle biblioteche conventuali. E tra questi il testo forse più celebre a cui lui attinse fu quello dei Discorsi del Mattioli, quindi un testo, una pietra miliare della botanica rinascimentale. E questo noi lo sappiamo, come lo sappiamo che lesse quei libri, perché all'interno di quei libri ci sono le cosiddette note di possesso, ancora oggi conservate nell'archivio storico dei frati, dove possiamo vedere quelle che erano le sue letture. Come quando si va in biblioteca, si prende il fogliettino, di resti letto, prestato, ecco. Quindi noi sappiamo quali erano le sue letture e lì ha potuto approfondire e perfezionare le sue conoscenze, ma dicevo, la maggior parte delle sue informazioni le ricavò attraverso l'ascolto della viva voce dei contadini, dei frati, dei medici, dei farmacisti che incontrò anche nel suo ministero sacerdotale, e a un certo punto della sua vita Padre Vincenzo fa una sintesi di tutte queste conoscenze, una sintesi tra quindi cultura popolare e il sapere erudito, e fa confluire queste sue conoscenze in questa opera inizialmente di 2 volumi manoscritti, Selva Botanica. Purtroppo quello che noi oggi possediamo è solamente il primo volume, perché il secondo è andato perduto in circostanze proprio non note. Come si è arrivati alla decisione di stampare una copia anastatica commentata di questo testo? Un testo che possiamo considerare un po' un manoscritto ritrovato e riscoperto, grazie al lavoro dei direttori qui presenti, tra l'altro i dottori Luca Piccardo della Daphne Ferrero, i direttori del Museo dei Cappuccini Liguri, e grazie al lavoro ovviamente anche dei bibliotecari, degli archivisti, che hanno messo a disposizione questo testo esponendolo prima in due mostre fatte al museo, e poi nel 2022 questo testo è stato oggetto di una tesi universitaria, e qua abbiamo anche la tesista Elena Venere, e poi diciamo, piano piano si è deciso di far uscire fuori dalla nicchia museale e diciamo degli addetti ai lavori questo testo, e per cui è stato fatto anche è stato scritto un articolo scientifico che poi vedremo su un'insalata tradizionale dei frati, la cosiddetta misticanza, proprio attingendo anche al testo del Celesi, e quindi piano piano è nata questa idea di renderlo disponibile al grande pubblico, perché siamo convinti, e credo che ve ne convincerete anche voi, che è veramente una fonte preziosa non solo di curiosità, ma di conoscenze da un punto di vista anche scientifico.
Ecco, cominciamo a vedere, così seppur brevemente, a dare uno sguardo alla veste di questo libro. Cominciamo a conoscere un po' dalla copertina, dal contenuto, prima poi che la professoressa Cornara ci aiuti ad entrare dentro al manoscritto. L'opera si presenta come una raccolta sistematica illustrata di circa 150 taxa, corredata da osservazioni sugli usi delle piante nei vari ambiti, come si legge nel frontespizio, nella medicina, nella farmacia, nella veterinaria, nell'orticoltura, nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio, ma con una particolare attenzione che il Celesi ha ai fiori e alle piante medicinali. Un manoscritto che si distingue per la sua precisione descrittiva e anche per l'integrazione dei nomi scientifici e dei nomi locali, quindi anche ci sono curiosità anche legate al modo in cui queste piante venivano chiamate al suo tempo dal popolo. E quindi è un vero e proprio compendio di botanica popolare di grande valore per chi oggi si appassiona o studia la fitoterapia storica, l'etnobotanica o anche solo la storia della scienza. Il valore di quest'opera fu riconosciuto già all'epoca. Infatti, su segnalazione del celebre botanico tedesco Otto Penzig, quest'opera ricevette una menzione d'onore al primo congresso internazionale di botanica che si tenne a Genova nel 1892 in occasione del 4° centenario della scoperta dell'America. Qui vediamo il testo riportato negli atti del congresso che possiamo leggere. Il professor Penzig presenta all'assemblea, a nome dell'autore padre Vincenzo Celesi di Genova, 2 grossi volumi manoscritti in quarto grande intitolati Selva botanica, che contengono la descrizione e l'illustrazione, in tavole eseguite a penna o a lapis, di un grandissimo numero di piante indigene coltivate nei campi e nei giardini di Liguria, con svariate notizie sulle loro proprietà, loro usi, la cultura, eccetera. E dice alcune parole d'encomio per il lavoro eseguito con molta diligenza che lascia sul banco della presidenza per chi voglia esaminarlo più minutamente. Qua abbiamo riportato una foto, è una foto di gruppo dei partecipanti al congresso con le loro famiglie, una foto probabilmente realizzata presso l'Orto Botanico qui a Genova, Hambury, e sotto si possono intravedere un po' i nomi di tutti coloro che hanno partecipato al congresso e ci sono dei nomi del Pino, Bicknell e altri personaggi, Hambury ovviamente, Issel, sì, i vari anche membri, cioè i membri del congresso anche autorevoli, e molti presidenti dei vari regi orti botanici, ecco, del tempo. Quindi ecco il valore di quest'opera riconosciuto anche oltre, no, l'ambiente accademico, perché appunto il padre Vincenzo non era certamente un botanico, come dicevamo, di natura accademica. Ecco, quello che colpisce subito sfogliando il volume è la bellezza dei dettagli, cioè un'attenzione particolare all'aspetto artistico, estetico, arte e natura, ecco, questo binomio che accompagnò sempre la vita del Celesia. Una particolarità, ad esempio, sono i capolettera illustrati. Per esempio, in questo caso la F diventa un bambino, un ragazzotto a testa in giù, vedete? Oppure in basso la P diventa un monsignore col suo cappello, il suo Saturno appoggiato al bastone che cammina. Quindi ecco, lo stile artistico di Celesia proprio riflette questa capacità di osservazione, ma anche questa passione per la natura e per l'osservazione anche delle persone. Ogni scheda contiene l'illustrazione e il testo con il nome comune, il nome scientifico, la famiglia, ovviamente secondo i criteri tassonomici dell'epoca, e all'interno del testo, che vedremo ha questa caratteristica di essere scritto a cuneo, vedremo nella prossima diapositiva cos'è questa tecnica. Ecco, il testo contiene una descrizione della pianta, molte curiosità e poi diversi usi etnobotanici anche originali, inediti. E non è infrequente che in alcune schede compaiano anche degli animali
che accompagnano le piante. In questo caso il cavolo è accompagnato dalla mamestra brassice, una farfalla della famiglia delle nottuidi, con la sua fase larvale sulle foglie, il bruco. Quindi una grande capacità di osservazione del Celesia, a riprodurre le cose come le vedeva. Ecco, dicevo, colpisce questo tipo di scrittura a cuneo, detta à cul de lampe, che è una tecnica rinascimentale, però nel Rinascimento era usata occasionalmente, o alla fine di qualche capitolo, oppure per riempire gli spazi bianchi delle pagine. Invece il Celesia la usa per tutto il testo, e questo, insieme ai motivi floreali che così incorniciano ciascuna scheda, riflettono davvero questa grande passione del Celesia per l'arte, ma anche quella tradizione ininterrotta con le tradizioni manoscritte medievali. Ecco, in Selva botanica il Celesia fa confluire le sue conoscenze relative alle tradizioni etnobotaniche dei Cappuccini liguri, quindi tra le tante cose che riporta anche le tradizioni, dicevamo, ascoltate dalla voce dei suoi frati trovano posto. In questo caso vediamo una pirografia del convento di Quarto con un frate inginocchiato in preghiera, San Francesco Maria da Camporosso, con ai piedi una sporta da questuante piena di erbe. Il riferimento è alla famosa misticanza dei frati o insalata dei Cappuccini. Era un miscuglio di erbe commestibili, spontanee e coltivate, che venivano appunto sapientemente, seguendo una ricetta antica, mescolate, poi consumate dai frati, ma anche offerte ai benefattori. Qui nel testo troviamo proprio le indicazioni della ricetta originale, secondo la versione di padre Zaccaria Boverio nel testo chiamato De Sacris Ritibus, dove descrive quelle erbe che il frate ortolano deve coltivare per preparare questo miscuglio, questa acetaria anche chiamata. Tra queste piante troviamo la più famosa, è il Coronopum, che è Plantago coronopus, una plantaginacea che è conosciuta a Genova, ma in Liguria in generale, come l'insalata dei Cappuccini. Noi abitualmente pensiamo alla barba dei Cappuccini, ma è un'altra roba quella lì. Invece l'insalata dei Cappuccini è questo Plantago coronopus. Ecco, a partire da questo dato tradizionale, e quindi anche dalle informazioni contenute in Selva botanica, di recente abbiamo condotto uno studio in cui abbiamo analizzato le caratteristiche e le proprietà dei 4 ingredienti principali di questa insalata, oltre a Plantago coronopus, Rumex acetosa, Cicorium intibus e Artemisia dracunculus, il dragoncello. E tutte queste piante hanno così manifestato, hanno delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, quindi dimostrandosi un alimento salutare. Ma la cosa che ci interessa sottolineare è che questo tipo di ricerca, ne vedremo altri, ma è il tipico esempio di come un dato tradizionale può diventare il punto di partenza per un approfondimento scientifico, quindi che conferma da un lato il dato tradizionale, ma che dall'altro può aprire anche nuove interessanti prospettive. Bene, lascio ora la parola ovviamente alla professoressa Cornara, che, come dicevo, ci aiuterà ad entrare dentro al manoscritto illustrando alcune delle piante presenti in Selva botanica. C'è un cambio? Così. Bene, allora riprendiamo la nostra descrizione. Quindi nel testo abbiamo detto ci sono circa 150 taxa riportate, in realtà sono di più perché spesso parlando di un genere o di una specie poi padre Celesia si riferisce anche ad altri generi o ad altre specie affini, e quindi in realtà il numero è più alto, ma complessivamente le schede sono 147,
se non ricordo male, 147, e abbiamo visto che le famiglie più rappresentate sono in tutto 48, ma le più rappresentate sono le asteracee, chiamate anche, note anche con il nome di composite, le fabacee, note anche come leguminose, e poi seguono cariofillacee, rosacee e lamiacee. Lamiacee o labiate sono diciamo la famiglia a cui appartengono tantissime piante aromatiche di uso culinario, basilico, menta, eccetera. Al di là diciamo, di questo discorso di quante famiglie, quali sono le più rappresentate, la cosa più interessante del manoscritto è il fatto che riporta oltre 270 usi etnobotanici delle piante in molti settori. I settori complessivamente sono 12, e qui vedete un istogramma dove si evidenzia che i più rappresentativi sono gli usi domestici, che comprendono anche gli usi ornamentali delle piante, quindi piante coltivate anche per abbellire la casa, il chiostro, la chiesa, eccetera, seguiti dagli usi agropastorali e medicinali. Questi sono sicuramente i settori d'uso più importanti. Bisogna però precisare che talvolta una pianta viene citata per diversi usi e quindi entra in più categorie. Un esempio di questo ci viene dall'iris, l'iris florentina, il giaggiolo, e vedete la pianta come la raffigura il Celesia nel suo disegno. E questa pianta viene riferita dal Celesia per diverse tipologie di uso, una come uso ornamentale per la bellezza dei fiori, e questo è noto a tutti. Vediamo qui un'immagine del giardino degli iris di Firenze, che è uno dei giardini dove, diciamo, si possono ammirare le infinite varietà di iris, e sono proprio in questo periodo nel momento di massima fioritura, quindi chi volesse è il momento adatto per visitare questo giardino di Firenze. Bene, ma al di là dell'uso ornamentale, il Celesia ci parla anche dell'uso medicinale di questa pianta, e in particolare riferisce l'uso nel caso di problemi di idropisia, che sarebbe il liquido presente in alcune cavità sierose come la pleura o il peritoneo, per esempio, e quello che all'epoca veniva chiamato mal di pietra, che praticamente corrisponde alla calcolosi renale. Quindi riferisce l'utilità terapeutica dell'iris in questi casi. E infine ci narra anche dell'uso che facevano le lavandaie del tempo, soprattutto nella zona di Napoli, del rizoma di iris per profumare la biancheria che lavavano. E quest'uso è interessantissimo perché ancora oggi questi sono i rizomi di iris preparati per utilizzarli a scopo di cosmesi e per profumare il bucato, e ancora oggi vedete qui abbiamo un esempio, ma ce ne potrebbero essere molti, di prodotti che sono preparati per profumare il bucato a base di rizoma di iris. Questa proprietà dell'iris deriva proprio dal rizoma, che, pensate, deve essere tagliato a fette ed essiccato per quasi 2-3 anni perché si sviluppino questi composti che danno questo profumo particolare, molto gradevole anche nelle preparazioni cosmetiche, nelle ciprie soprattutto. Molte ciprie contengono la polvere di iris, ma anche nei profumi delle famose maison di profumo francesi, italiane, eccetera. E questi si chiamano ironi, queste sostanze. Bene, una pianta di nuovo molto interessante è la calcatrepola, la Centaurea calcitrapa, che è una pianta invece spontanea, non è una pianta coltivata, una pianta spontanea che cresceva abbondante e tuttora cresce sulle colline e sulle montagne dell'entroterra ligure. E questa pianta, ci dice il Celesia, nonostante fosse estremamente spinosa, era molto appetita dagli asini, e quindi rappresentava una pianta foraggera. E quindi entriamo in un'altra categoria di uso, l'uso agropastorale delle piante. Non solo, era anche utile
a diversi scopi terapeutici, per esempio soprattutto in caso di febbre alta e di problemi digestivi di stomaco, quindi. Ed è interessante una nota che il Celesia fa a questo proposito, perché ci dice che lui, ragazzino, aveva ricevuto queste informazioni direttamente dal papà, che all'epoca era già ottuagenario, perché naturalmente era una famiglia molto numerosa, questo era piccolino, il papà aveva già 80 anni, e gli narrava queste proprietà, gli spiegava come la pianta era utile, ma dice: purtroppo io mi ricordo solo queste, tutte le altre informazioni utili su questa pianta che mi ha dato papà le ho perse, non le ricordo perché ero un bambino. Quindi, come vedete, sono anche dettagli che poi lui ha proprio appreso per via diretta dalla famiglia, dal contesto contadino in cui viveva. Ecco qui la pianta, la vedete in foto colorata, quindi come appare anche oggigiorno se andiamo a spasso per le colline, per le montagne dell'entroterra, e volevo farvi notare come questi accenni a questi usi terapeutici che il papà di Celesia aveva trasmesso al figlio sono stati poi riferiti in seguito in altri studi etnobotanici molto più recenti, come un libro famosissimo del dottor Azzei, che è stato forse il più grande etnobotanico della Sardegna, e ha scritto un libro in cui ha riferito tutti gli usi etnobotanici delle piante in Sardegna, e riferisce proprio l'uso di questa pianta per la febbre, addirittura la febbre malarica, e per molti tipi di problematiche di infezioni agli occhi, alla pelle, eccetera, eccetera. E oggigiorno c'è un punto, per curiosità vi cito questo articolo che è uscito l'anno scorso, nel 2024, che invece sta diciamo puntando il dito sulle proprietà antibatteriche degli estratti di questa pianta, che pare siano estremamente efficaci contro una vasta gamma di batteri. E quindi, come per dire che la ricerca continua, partendo anche da antiche osservazioni, si va avanti, viene confermata un'efficacia, ma vengono anche scoperte nuove attività. Bene, questa è una curiosità molto particolare, perché a un certo punto, parlando del trifoglio, ovviamente non potevamo parlare di tutte le piante, ma abbiamo scelto alcuni casi esemplificativi. Parlando del trifoglio, il Celesia riporta un aneddoto molto particolare, cioè ci dice che i contadini delle montagne dove lui viveva da ragazzo usavano il trifoglio, i prati di trifoglio, i campi di trifoglio come orologio biologico, come un orologio naturale. Immaginatevi questi contadini di fine Ottocento che facevano gli agricoltori, e ovviamente non avevano l'orologio da polso. Se avevano un orologio da taschino magari era quello che usavano la domenica per andare a messa, ma nei campi non portavano un orologio, quindi si regolavano in qualche modo. Come si regolavano? Beh, un modo era osservare le foglie del trifoglio. Se le foglie del trifoglio erano distese, voleva dire che mancavano ancora molte ore al tramonto, e quindi potevano tranquillamente continuare a lavorare. Se invece le foglie del trifoglio si chiudevano, voleva dire che la sera era molto vicina e dovevano incamminarsi verso casa. Pensate che questo uso, che poi in seguito è stato, come dire, confermato per tante altre piante, per esempio l'oxalis, che sembra un trifoglio ma in realtà è una famiglia completamente diversa, un'oxalidacea, no? L'acetosella, eccetera. Beh, nel trifoglio non è mai stato descritto e non esistono delle informazioni etnobotaniche su quest'uso come orologio biologico di questa pianta, neanche nei lavori successivi fatti su tutte le ricerche etnobotaniche italiane, quindi è un dato assolutamente inedito fornito dal Celesia. E a questo proposito una curiosità, che le prime osservazioni sul diciamo, il movimento delle foglie in relazione alle ore diverse della giornata
viene in realtà da un astronomo francese di fine Settecento, il quale studiava la mimosa pudica, che ha le foglie che si chiudono e si aprono al tocco, no? E voleva vedere se tenendola al buio questo movimento si verificava lo stesso o no, insomma cercava di capire se c'era un ritmo che in base alle ore del giorno regolava questi movimenti, e quindi è stato in qualche modo considerato il padre della cronobiologia moderna, questo astronomo francese. Ecco, volevo farvi notare un'altra cosa, che invece Linneo, che è sempre vissuto in questo periodo, metà del Settecento, aveva in questo suo testo Filosofia botanica, sulla scia di queste prime informazioni dell'astronomo francese, aveva disegnato un orologio dei fiori, un orologio in cui ogni ora corrispondeva al fiore che si apre a quell'ora della giornata. Sono tutte curiosità, ma certamente posso dire con una certa sicurezza che i contadini della Valle Arroscia e dintorni non conoscevano queste opere e quindi si basavano sulla loro esperienza nell'osservare le foglie del trifoglio. Parliamo adesso un po', visto che siamo anche nel periodo idoneo per parlarne, dell'uso religioso delle piante. In particolare tra i conventi era molto importante coltivare i fiori adatti per la preparazione dei sepolcri. Questo era chiaramente un uso molto, molto comune in tutti i conventi, in tutte le chiese, e tra queste piante vengono citati alcuni esempi come le cinerarie, e vedete qui in alto le cinerarie intorno al sepolcro, l'iberis, vedete chiamata anche nevina perché ha questo colore bianco splendente come la neve fresca, e il fiorone o tagetes con questa infiorescenza gialla molto vistosa. Questa tagetes aveva questo fiore così colorato che diciamo veniva utilizzato anche per decorare gli altari, e Padre Celesia ci dice per abbellire gli altari in mezzo agli umili candelabri. Questo suo umili candelabri ha una ragione d'essere, perché in realtà quasi tutti i candelabri e gli altari delle chiese dei Cappuccini sono fatte di legno, perché chiaramente usavano dei materiali poveri, visto che i Cappuccini fanno voto di povertà, le loro chiese rispecchiano questo modo di sentire, quindi non erano candelabri d'argento preziosi, ma erano candelabri intagliati di legno dagli stessi Cappuccini. Un altro uso interessante dell'epoca che ci riporta il Celesi è quello dei fiori per abbellire le chiese, i giardini, i parchi, e cita diversi generi: pelargonium, abutilum, salvia, rosa, eccetera, convolvolos, ma anche per abbellire i cappelli delle signore di epoca vittoriana, che guardate che cappelli si portavano, che peso avevano sulla testa. E inoltre tutti questi fiori dovevano essere quasi tutti i giorni cambiati, perché chiaramente seccavano, e in particolare ci cita un gladiolo esotico originario del Capo di Buona Speranza, il Gladiolus campanulatum, che era molto apprezzato dalle signore del Genovesato per abbellire i loro cappelli, e qui vi faccio vedere un esempio di questo gladiolo, quindi una curiosità particolare. Bene, questi erano di nuovo altri esempi di piante utilizzate a scopo ornamentale e decorativo, ma non solo per abbellire i chiostri, i parchi, le terrazze della città, ma anche le preparavano proprio in occasione delle feste religiose. Quindi per esempio i convolvolus, l'ipomea, che erano rampicanti, oppure mazzi di fiori che venivano messi per abbellire l'altare o anche le case, tra cui anche alcuni spontanei come diverse specie di centaurea che vedete nell'esempio. E tra le piante che cita come molto considerate a scopo ornamentale all'epoca ci cita l'amaranthus, che oggigiorno non si vede quasi più sui nostri terrazzi e nei nostri giardini. All'epoca questo amaranto aveva
un uso veramente diffuso, perché i giardinieri lo amavano moltissimo in quanto praticamente fiorisce da giugno a ottobre ininterrottamente, quindi garantisce una macchia di colore purpureo molto bella. Poi ha queste infiorescenze pendule che muovono al minimo alito di vento e quindi crea una situazione particolarmente gradevole, ed è chiamato, questo Amaranthus già all'epoca era chiamato disciplina delle monache, perché ricorda, diciamo, il flagello che veniva utilizzato, lo strumento che veniva usato per le penitenze, sia nei conventi femminili che in quelli maschili, e questa tradizione è andata avanti fino più o meno agli anni 60 del Novecento. E ancora esistono delle confraternite dei flagellanti che simulano questa operazione di penitenza. E qui vedete appunto come venivano decorate proprio dei pergolati con queste piante, quindi era molto piacevole da vedere, e in quasi tutte le case dell'epoca, nelle ville dei genovesi, c'erano queste piante. E un'altra pianta di nuovo che veniva utilizzata, coltivata apposta e utilizzata per la preparazione delle festività religiose, era una pianta esotica originaria del Messico, degli Stati Uniti sud-occidentali, la Maurantia, che veniva coltivata in questa maniera particolare facendo delle piramidi, perché è una pianta rampicante, che poi venivano utilizzate anche per portarle in processione. E infatti vedete questa frase che il Celesia ci racconta e ci narra che i frati coltivavano le piante in vaso per esporle durante le solennità sulle balaustre della chiesa della Santissima Annunziata di Portoria, suscitando così l'ammirazione delle gentili signorie nel vedere questa pianta coltivata a forma di piramide tutta carica e gremita di graziosissime trombette celesti. Anche di questa pianta si è persa completamente la storia, l'utilizzo, e tenete conto che all'epoca, nei primi del Novecento, facendo una ricerca bibliografica, abbiamo trovato dei testi di alcuni studiosi naturalisti botanici che nel citare ordinare le piante esotiche che erano state introdotte nei giardini italiani citano 3 specie di Maurantia, e di queste 3 specie oggigiorno solo una è presente ancora in Italia ed è riferita in Emilia-Romagna. Tutte le altre non ci sono più. Bene, altre piante citate dal Celesia, non possiamo non citarle, non dirle, perché sono talmente belle che meritano un breve accenno, sono le orchidee spontanee, perché all'epoca attorno alle mura di Genova, a Righi e dintorni, ce n'erano in abbondanza, e quindi i frati spesso ne raccoglievano alcune prendendo il bulbo e sapevano come fare a coltivarle anche in vaso per abbellire i loro chiostri. Quindi avevano trovato il metodo di, a un certo punto lui racconta e dice che i tuberi venivano poi piantati a dicembre e in questo modo nella primavera, estate successiva andavano di nuovo a fiore. Una delle tante è quella chiamata all'epoca calabrone, e vedete che ha questo labello peloso che simula un po' il corpo di un insetto, infatti attira l'insetto che va a posarsi sul labello pensando di accoppiarsi con la femmina, e così facendo rimane deluso ma favorisce la riproduzione dell'orchidea. Questa invece è l'issopo, una pianta che viene citata proprio perché è molto cara alla comunità cattolica, ai cristiani, perché è chiaramente legata al simbolo di purezza, infatti il nome
con cui è nota è quella Grazia Dei o erba graziola, perché è considerata sacra, e infatti veniva in uno dei canti gregoriani, viene citata proprio come pianta che può lavare, pulire dal peccato, no? Quindi è molto importante. Ma il Celesia ci cita anche le sue proprietà contro il mal caduco, quindi pensate contro l'epilessia, e anche per la cicatrizzazione delle ferite. E qui, andando un pochino alla ricerca di dati che comprovino queste proprietà riferite dal Celesia, abbiamo trovato alcuni lavori, di cui uno in particolare molto interessante, che basandosi sul fatto che questa pianta è sempre stata usata nel trattamento delle convulsioni nella medicina tradizionale, ha studiato gli effetti degli estratti di questa pianta con dei test di laboratorio su ratti, e ha visto che effettivamente ha degli effetti antiepilettici e addirittura che può limitare danni diciamo neuronali all'ippocampo e incrementare la memoria. Quindi è una pianta da tenere molto presente per tutte le malattie neurodegenerative che purtroppo oggigiorno sono sempre più diffuse, diciamo. Ma il Celesia aveva tanti interessi, quindi si occupava di tanti aspetti dell'uso delle piante. Un altro degli aspetti di cui si occupa è l'orticoltura, quindi abbiamo visto, come ci diceva frate Gabriele, che è un periodo, quello in cui vive, in cui la floricoltura, soprattutto ad Imperia, lui è originario della zona di Imperia, quindi la provincia di Imperia, è in vivo, diciamo, aumento. La floricoltura fa i suoi tentativi, e qui vediamo la primula che proviene dalla Cina, la Primula chinensis, di cui appunto ci racconta che gli agricoltori, i giardinieri, facendo diversi tentativi, diverse seminagioni ripetute, erano riusciti ad avere 3 bellissime varietà, una a fiori candidissimi, una rubra coi fiori rossi e una quadricolor coi fiori variegati. Altra pianta ornamentale di grande pregio, il lillà, soprattutto le varietà persiane, ci dice Celesia, ma anche utile a scopo medicinale, anche lei contro malattie del sistema nervoso, contro l'epilessia, ma anche contro ferite e piaghe. E in più vede anche l'aspetto ecologico delle piante, perché ci dice che è anche importante avere il lillà nei giardini, perché è una delle poche piante le cui bacche durante l'inverno forniscono alimento agli uccelli e quindi garantisce la sopravvivenza degli uccelli. Infine parliamo un cenno alla gardenia, perché gardenia è una pianta molto pregiata, con un profumo meraviglioso, tanto che viene ad essere conosciuta, era conosciuta col nome di gelsomino del Malabar. I suoi fiori hanno un grande potenziale nel campo cosmetico e nella profumeria. Ma una cosa interessante che ci dice il Celesia e che ci spiega quanto la sua cultura, sebbene autodidatta, fosse vasta, è che questa pianta era anche importante perché se ne otteneva un colorante giallo molto prezioso. Ultimo carattere interessante che ci spiega come coltivarla. La coltivazione della gardenia è molto difficile, non è assolutamente semplice mantenere vive le gardenie. Ci dice di usare del terriccio di castagno, ci dice di, quando le compriamo, di stare attenti che siano fiorite, perché le specie a fiore doppio sono molto più preziose di quelle a fiore semplice, ma se uno compra la pianta senza fiori non le può riconoscere perché le foglie sono uguali. E queste sue osservazioni sono poi riportate in seguito e studiate anche recentemente, sono state studiate dal famoso dottor Viacava, che forse molti di voi avranno conosciuto, di cui avrete sentito parlare, che ha dedicato dei libri interi alla coltivazione della gardenia, proprio per la difficoltà che questa ha. E uno di questi libri, non ricordo se la prima o la seconda edizione, ha avuto la prefazione addirittura della mamma di Calvino, che era un'agronoma di fama mondiale.
Ecco, vi dicevo del colorante. Ecco, questo è il colorante che si ottiene dai frutti della gardenia, di alcune specie di gardenia, e che era, pensate, le gardenie erano coltivate in Cina già nel 200 a.C. nella dinastia Qin e poi nel 200 d.C. dalla dinastia Han, dove c'era il famoso imperatore giallo, e il colore giallo anche era dovuto al fatto che tutti i documenti imperiali venivano fatti col giallo gardenia. Era proprio una tinta, si usava non solo per colorare la seta, ma anche come colorante ufficiale dei documenti imperiali. Questo particolare probabilmente all'epoca non era noto, quindi pensiamo che il Celesi abbia potuto apprenderlo dai frati missionari, perché tra i cappuccini c'erano molti frati che si erano già recati da tempo in Cina. Prima francescani e quindi pensiamo che questa informazione sia arrivata in questo modo al Celesia. Bene, quindi per concludere questo testo, che appunto, come vi abbiamo detto, è ancora in fase editoriale, questa è una bozza, una prima copia, è un interessante, diciamo, pool di informazioni di tanti tipi, sia sugli usi tradizionali delle piante nella fine dell'Ottocento, sia sulla spiritualità legata anche alle piante da parte dei frati cappuccini, che utilizzavano queste piante a più riprese in tutte le varie cerimonie, nell'adornare la chiesa per fare i sepolcri, eccetera, eccetera. E poi tante curiosità come l'ultima che vi ho narrato, che sono state raccolte durante tutta la sua vita, sia nei conventi, sia diciamo, nelle campagne, sia a livello di famiglia. Quindi in particolare gli usi più interessanti, almeno ovviamente dal nostro punto di vista, sono risultati quelli medicinali ma anche quelli ornamentali. E la cosa che diciamo ci ha colpito è come nel caso degli usi ornamentali molte piante che lui cita come piante bellissime, di grande impatto visivo, di grande valore ornamentale, oggigiorno sono scomparse nella Liguria e nel Genovesato, probabilmente anche in questo caso in seguito alla globalizzazione, per cui i gusti si uniformano tutti alle mode, e piante che hanno una grande potenzialità sono dimenticate a scapito di nuove piante, nuove mode, insomma. Speriamo di avervi incuriosito e che questo libro, come dice il Celesian alla fine della sua opera, ho ferma speranza che questo mio giovane lavoro non andrà del tutto inutile, e noi ci uniamo a questa speranza del Celesia. Grazie per l'attenzione. Bene, ringraziamo Laura Cornare, padre Ambu, per averci introdotto in questa selva botanica. Ci hanno fatto ricordare diciamo, cose tipiche della nostra regione, che hanno aspetti non soltanto di tipo ornamentale, ma hanno anche degli aspetti estremamente importanti da un punto di vista scientifico, come ha dimostrato con i suoi lavori e la professoressa Cornara. Sono sicuro che ci sono domande, curiosità. Prego. Mi riferisco al fenomeno molto interessante di ecclesiastici che hanno coltivato interessi scientifici, va detto in prevalenza per scienze descrittive più che per scienze deduttive. È stato citato Mendel, che poi si è scoperto recentemente è stato il più fortunato di tutta una serie di monaci della Moravia, che coltivavano esperimenti botanici, per cui una disciplina, è paradossale notare che una disciplina come la genetica, che poi avrebbe certamente manifestato tensioni di contrasto con la fede religiosa, sia nata nei conventi. Nella geologia ligure c'è stata una mostra l'anno scorso che ha ricordato la figura di Deus Dedit Perrando, che ha descritto molte rocce, e poi infine si può anche
ricordare che c'è un'espressione poetica di questa connessione, una poesia famosa che un tempo si studiava nelle scuole di un sacerdote di Padova, Giacomo Zanella, Sopra una conchiglia fossile, che è proprio un'espressione poetica di questo interesse a volte convergente, a volte contrastivo. Sì, ti rispondo. Certo, certo. Però direi che comunque gli aspetti, diciamo, non solo etnobotanici, ma gli aspetti scientifici sono sicuramente importanti. In questo caso però voi ci avete fatto vedere appunto questo lavoro di questo padre Celesia che si riferiva alla nostra Liguria, quindi alla nostra regione, a cosa c'era allora, cosa si usava e cosa non c'è più, come hai detto tu, oggi. Quindi ritengo estremamente importante la ristampa di questo testo che non ha un valore soltanto botanico, ma anche un valore artistico, perché le capacità di rappresentazione di padre Celesia sono veramente notevoli. D'altra parte è nota la capacità dei frati cappuccini, francescani o comunque i religiosi conventuali nel descrivere non soltanto la parte botanica ma anche parte biologia animale, dando delle relazioni estremamente precise, estremamente ancora oggi importanti e valide. Ricordo che nella nostra accademia abbiamo avuto dei botanici molti anni fa, Issel per esempio, uno degli Issel, che hanno fatto parte e hanno onorato questa accademia. Prego. Volevo dire una cosa a proposito di questo aspetto più artistico, che l'anno scorso avevamo fatto una mostra al Museo dei Cappuccini, Le piante e l'uomo, e in quell'occasione abbiamo esposto il libro originale del Celesia. Comunque, per chi di voi fosse interessato, ci sono qua i curatori del museo. Andando a visitare il museo è possibile osservare tantissimi manufatti artistici fatti dai cappuccini, tra cui per esempio i pagliotti, che sono i pagliotti d'altare, sono praticamente delle tavole da mettere verticalmente così per decorare l'altare, che sembrano d'oro e invece sono di paglia intrecciata, sempre tornando a quel discorso del materiale povero, che però, oppure tantissime tabacchiere, perché c'è stato un periodo in cui nei conventi dei cappuccini si coltivava il tabacco, quindi c'erano poi tutte queste tabacchiere, addirittura me l'ha fatto venire in mente l'intervento precedente, ce n'è una fatta in una conchiglia, una tabacchiera fatta con una conchiglia. Ci sono un sacco di cose belle da vedere, quindi se fosse di vostro interesse si potrebbe organizzare una visita guidata al museo. Bene, ci sono, ecco. Il museo è dietro al tribunale. Esatto. Sì. Vicino Dove al c'era tribunale. la chiesa con la salma di Santa Caterina. Sì. Okay. Dietro al tribunale. Ho una curiosità Certo. che non ha nessun valore scientifico. Che differenza c'è tra misticanza e prebugion? Beh, allora. Un momento. No. Esiste una differenza tra misticanza e prebugion? Prima domanda. Sì, allora diciamo, È curiosità mia. Diciamo che la misticanza dei frati era un insieme di erbe che sono appunto Per l'insalata, certo. Che elencate in questo testo del 600 e che erano in uso soprattutto tra i frati della Liguria e del Lazio, che seguivano questo ricettario di questo frate che aveva appunto indicato quali erano le erbe migliori per preparare questo miscuglio di erbe aromatiche buone per insalata, quindi come crude. ricostituenti crude.
Invece l'altro è il cotto, Prebugium ok. ligure è un insieme di piante molto variabili, nel senso che a Quello seconda... che trovo, cioè apro il frigo, vedo quello che diciamo c'è. che uno va da ottobre a marzo più o meno, nella stagione in cui piove C'è poca roba, e c'è ok. poca roba, e soprattutto le piante non vanno ancora a fiore, perché Certo. quando vanno a fiore non sono più buone. Certo, E sì. deve saperle riconoscere, che non è facile, perché senza i fiori non è facile, soprattutto tutte quelle insalatine Qualche che sembrano cicutina tarassaco, può capitare, per ecco, intenderci, tutte quelle che sembrano tarassaco, no? Hanno tutti i fiori gialli eccetera, hanno le foglie molto simili. Però appunto se ne prendono in genere almeno 5 diverse, da 5 a 7, ma ci sono persone che ne raccolgono anche 10-12 specie diverse. Dipende da quelle che Dipende conoscono. dal certo. periodo, dipende e si fa una mescolanza che in genere viene utilizzata dopo bollitura per fare o il ripieno dei panzotti Sì, o ma- le torte verdi, quindi un uso un po' diverso. Quella dei frati è più indicata come insalata fresca. Ma E soprattutto forse è diverso il periodo della raccolta È diverso e il periodo. quindi sono diverse le piante, Ma sono perché anche quello diverse proprio le piante, perché per esempio Sì, perché non anche so, dipende, la Plantago, su cui noi poi ci Piantaggine, siamo certo. soffermati, che è questa Plantago coronopus, non è mai stata usata nel Prebugium, in Liguria per trovarla. noi ci abbiamo quell'altra, quella stricta officinalis, quella a foglie più larghe. Sì, abbiamo la Piantaggine che Plantago conosco io. Major, Minor, Longifoglia, ma questa in realtà c'è, è che si è perso l'uso. Ormai, La conoscenza diminuisce, questa è ormai l'unica cosa sai sicura. dove si trova ormai questa Plantago? Vicino ai sagrati delle chiese, delle chiesette, perché si Quelle vede di che campagna. è rimasta, per esempio... Andremo a cercarla. Sì, Andremo a cercarla in primavera, che adesso Bene, al di là degli aspetti culinari che sicuramente sono importanti e che però si sono persi, credo, molte conoscenze in questo campo si sono perse, però la botanica ha dato risultati, ha dato informazioni estremamente importanti, ha ricordato il signore Gregorio Mendel diciamo la nascita della genetica classica, le leggi di Mendel, e però le molecole che sono state estratte da piante e piante che sono state descritte e riconosciute molti anni fa, decine di anni fa. Pensiamo al tamoxifene, che è stato estratto dal tasso, no? E che è una delle molecole attive per determinate patologie, tumori, eccetera. Se non ci sono altre domande, altre curiosità, qui c'è il libro, se qualcuno lo vuole osservare, sfogliare, è la copia provvisoria. Allora, dovrebbe essere stampato entro fine maggio e con questi... con quello lì si sì, facendo la foto sul QR code è possibile entrare nel sito dell'editore e prenotarlo con un prezzo ridotto, diciamo promozionale. Se fosse interessante. Chiedevo Poi solo... probabilmente un'altra cosa, Ah. sì, e poi probabilmente per il libro, dico probabilmente, sarà poi disponibile anche dalle edizioni San Paolo, qui, esattamente qui, Anche al museo. e al museo ovviamente, al museo dei Cappuccini. Proprio in merito al libro che avete tradotto, chiedevo semplicemente quanto tempo avete impiegato per concludere poi questa interessantissima operazione. Tanto, tanto. Ci è voluto tanto tempo, un po' perché questo modo che ha il Celesi di scrivere a cul-de-sac rende non facile la lettura, e quindi bisogna, poi lui scrive con questa grafia ottocentesca tutta inclinata, non è sempre, quindi ogni scheda, insomma, leggerla fino in fondo e estrarre le informazioni è stato un po' impegnativo. Però Anni o mesi o
Ma diciamo qualche anno e in più a partire dalla tesi che ha fatto la nostra Elena Venere sull'argomento, poi di lì abbiamo un po' preso il via e siamo partiti, siamo andati avanti con l'approfondire lo studio e abbiamo fatto alcuni capitoli introduttivi per introdurre un po' l'opera. Insomma, la prefazione del libro è stata fatta dal professor Raimondo, Francesco Maria Raimondo di Palermo, che è uno dei più grandi botanici viventi in Italia, che ci ha omaggiato facendo la prefazione al libro, quindi insomma ci è voluto un po', e come vedete è ancora lunga per arrivare alla stampa finale, perché alcune sono gialle, alcune immagini, e quindi l'editore sta cercando il modo di uniformarle, insomma è un lavoro, ce n'è voluto. Okay. Anche perché in questo modo il merito poi di aver fatto una stampa, una copia anastatica, è proprio quello dal punto di vista editoriale di rendere leggibile il testo, perché l'originale è molto difficile da leggere, però in questo modo, attraverso le fotografie, l'editoria, le tecniche moderne, è possibile, come dire, aumentando il contrasto, anche chi si approccia al libro direttamente è più facile leggerlo, proprio risulta più chiaro il testo. E questo può essere anche utile per ritornare a quello che si faceva anni fa. Io ne ho fatto diverse, questi ultimi anni non più tante, con i botanici, gite in campagna a riconoscere e oltre che a raccogliere varie specie botaniche. Oggi si è un po' persa questa tradizione, però ci sono i colleghi botanici e le colleghe botaniche che sono molto attive ancora. Bene, direi che possiamo ringraziare Padre Ambo e Laura Cornara, e vi ricordo, oggi è l'ultima conferenza del periodo prepasquale, ci rivedremo lunedì 28 aprile alle ore 17 con Alberto Birga, un nostro accademico, che ci parlerà di transizione energetica, stato dell'arte e prospettive. Grazie molte, auguri di buona Pasqua. Auguri